Ben ritornati cari telespettatori nello spazio di risposta ai tanti interrogativi e ai tanti problemi che devono affrontare i pensionati FNP CISL, anche se ci rivolgiamo naturalmente alla categoria in generale di tutti i pensionati e delle persone anziane. Tantissimi sono i problemi, i nodi che stanno venendo al pettine, da un lato per la tassazione, che poi adesso con il primo versamento certo dell'IMU, poi vedremo l'ultima rata, la botta che arriva, sta già scuotendo gli animi di molte persone, soprattutto degli anziani, di chi poi magari ha un'abitazione particolarmente grande e non sa come fare. Ma poi ci sono altri problemi, altri balzelli. Giustamente abbiamo telefonate di pensionati che lamentano l'aumento anche delle accise della benzina, quindi il costo della benzina che serve per uno spostamento, anche per fare la spesa, va a gravare sulle tasche di chi ha una pensione non rivalutata. Ci sono stati quindi, lo sappiamo benissimo, provvedimenti del governo che promettevano un rilancio dell'economia, uno sviluppo, un qualche cosa, invece siamo rimasti inchiodati là, hanno riformato le pensioni peggiorando la situazione, hanno esodato tra virgolette moltissime persone che sono rimaste là in attesa di ottenere qualche cosa, ma per il momento non hanno ottenuto nulla. La situazione precipita, il nostro paese in generale anche agli occhi dell'Europa non decolla assolutamente, siamo in piena recessione, Confcommercio dice meno 3% di PIL nelle entrate, se poi aumenta l'IVA come così minaccia il governo, se non ha delle entrate a portare a pareggio di bilancio, ai noi l'economia addirittura si blocca completamente e la categoria che risente in modo particolare, oltre a quella dei disoccupati e degli inoccupati, è naturalmente quella dei pensionati, di chi non ha una grande pensione, perché poi quelli che hanno le altissime pensioni intoccabili restano e con i loro bei soldi arriviamo a 30.000 euro al mese, se li portano a casa e sono contenti e felici, sono sempre i soliti noti. Ma che cosa sta facendo l'FNP CISL? Ferma non sta naturalmente, anche con le altre categorie sindacali, ma lo vedremo insieme, decide di muoversi, di fare delle azioni di forza, se non altro per far capire al governo che così non va bene, assolutamente. Con noi Adolfo Berti, ben ritornato, che è segretario generale FNP CISL del Veneto, grazie di essere qui con noi segretario. Buongiorno a tutti. E supportato anche da Sabrina Dorio, segretaria USR CISL Veneto, grazie anche a lei di aiutarci in questa trasmissione che è un po' difficile. Allora, Berti, cosa possiamo dire ai nostri telespettatori? Cosa si sta facendo? Voi vi muovete, state cercando di agire sia a livello regionale, perché poi non ho detto il piano sociosanitario, tutto quello che riguarda anche adesso la riforma, tra l'altro della sanità, che porterà altre problematiche, le vedremo magari meglio insieme. Però ci sono tante questioni, carne al fuoco è tantissima. Non c'è dubbio. C'è da dire che in premessa i pensionati non è che vivono in un altro mondo, non è che non si rendano conto delle difficoltà del Paese, in qualche caso le vivono sulla propria pelle, sulla pelle della propria famiglia e compagnia bella, ma a questo punto, al punto in cui siamo arrivati, non siamo più disponibili a portare pazienza come abbiamo fatto fino adesso. Per cui abbiamo avviato una serie di rivendicazioni che dovrebbero in qualche maniera portarci al recupero dal punto di vista economico per certi aspetti, ma poi anche dal punto di vista dei servizi, perché poi, voglio dire, là dove ci sono servizi, è bene che ci capiamo, voglio dire, se abbiamo dei servizi abbiamo anche un certo modo di sostituzione del reddito. Ma quando i servizi ce li dobbiamo pagare è chiaro che questo significa, ed è la cosa che sta... questo discorso, cioè abbiamo dei servizi che il cittadino paga, per non parlare del ticket sanitario, per fare un esempio, certo, lo sanno certo, benissimo, a fronte di un aumento della tassazione di qualsiasi cosa, cioè non è congruo. Questa è la cosa non è congruo, cioè, non è tollerabile. Non è tollerabile. Perché a questo punto siamo in una situazione nella quale veramente, voglio dire, gli anziani in particolare, perché abbiamo detto 1000 volte, il 60% dei nostri anziani che sono, il 70% che è al di sotto dei 1000 euro, il 50% che è al di sotto dei 600, e quindi con tutto quello che questo significa dal punto di vista della vita quotidiana. Ma poi abbiamo anche una grossa fetta di anziani, e io su questo, come anche i telespettatori sapranno, continuo ad insistere, che sono in una situazione grave anche dal punto di vista della salute, dal punto di vista dell'autosufficienza, e anche questi hanno una situazione economica pesantissima, propria e della propria famiglia spesso, perché là dove c'è un anziano non autosufficiente, quella famiglia
anche dal punto di vista economico, comincia ad andare sotto sostanzialmente. Perché? Perché oggi come oggi l'assistenza agli anziani non autosufficienti, ecco, bisticcio di parole, è insufficiente. E quindi rispetto a questo bisogna, fra le nostre rivendicazioni, sia a livello nazionale sia a livello regionale, stiamo portando avanti a livello regionale l'applicazione della legge 30, la legge sulla non autosufficienza che il Veneto ha approvato un paio d'anni fa, e a livello nazionale vogliamo che questo governo si occupi di questa parte debole della società, che sono gli anziani non autosufficienti, attraverso un programma di aiuto nazionale agli anziani non autosufficienti. Cos'è che noi chiediamo? Interrompo solo un attimo perché il discorso è importante, so che abbiamo già una telefonata in attesa, vediamo un attimo. Pronto? Signora, buongiorno. Buongiorno, Sono da dove Italo, chiama? dalla provincia di Padova, Sì. Io volevo chiedere, visto che c'è un responsabile del pensionato al CISL, volevo sapere, perché io sono arrivato a casa in questo momento, se per caso potevo parlare di IMU con lui, se potevo affrontare questa tematica oppure se la tematica è un'altra, perché ho visto il titolo della trasmissione "I pensionati si mobilitano" e volevo capire in che senso si mobilitavano anche per quel che riguarda l'IMU. Certo, allora adesso allora, sentiamo, sì, la domanda specifica che cos'è? La domanda specifica era questo: io sono un pensionato e naturalmente con la mia pensione non riesco ad arrivare alla fine del mese, adesso dovrò pagare una grossa quantità di IMU perché sarebbe lungo spiegare, ma quello che volevo chiedere io questo all'associazione dei pensionati: è chiaro che noi siamo in grossissima difficoltà e non abbiamo la possibilità di affrontare certi tipi di pagamento. Io avrei necessità come pensionato di vedere un'organizzazione, questo potrebbe essere il pensionato, che impugnasse questa tassa, non perché sia ingiusta in sé, perché io ritengo che sia giusto pagare una certa aliquota sulla casa, anzi io sono più favorevole a una tassazione indiretta che la tassazione diretta sul lavoro o sul lavoro che il pensionato ha fatto in passato. Voglio dire, sono più favorevole a pagare l'IMU che a pagare l'IRPEF sulla pensione, tanto per essere chiaro. Allora dico questo: siccome questa IMU è ingiusta, perché è ingiusta? Perché sappiamo che ci sono 9 milioni di immobili in Italia che non sono accatastati e poi ci sono delle esenzioni che sono assolutamente inaccettabili. Quindi io come suddito, mi permetto di usare questa espressione, mi sento assolutamente discriminato perché non è una tassa giusta, non colpisce tutti e invece tutti la dobbiamo pagare, perché se la paghiamo tutti la possiamo pagare anche in quantità minore. Allora a me piacerebbe tantissimo che il sindacato, che ancora ha una forza, ne aveva di più in passato, ma adesso ne conserva ancora, si facesse non soltanto portavoce della protesta, ma si organizzasse in maniera molto determinata per dire: cari cittadini, l'IMU non la paghiamo, noi vi diamo assistenza dall'alfa all'omega, vi inviteremo a pagarla quando l'IMU sarà estesa sopra tutte le categorie, senza esenzioni di tipo moralistico o quant'altro. Allora noi cittadini vi diciamo: non pagate l'IMU, noi vi diamo assistenza legale, ci rendiamo responsabili di questa decisione, dopodiché vi invitiamo a pagarla tutti. Perfetto. Perché io la voglio pagare. Grazie signore, gentilissimo, grazie del suo intervento. Berti, cosa state facendo anche per questo? È chiaro che stavo arrivando proprio a questo, no? L'IMU è uno dei problemi che abbiamo ed è un problema importante, è un problema sul quale noi siamo concentrati, tanto da arrivare a chiedere nelle nostre rivendicazioni addirittura l'abolizione per certe categorie, cioè quello di collegarla al reddito della persona o delle famiglie. In particolare per quel che riguarda i pensionati, l'ho detto altre volte, i pensionati oggi sono i più colpiti in questa questione per un semplicissimo motivo: perché hanno case grandi, prima avevano la famiglia, avevano i figli,
Adesso campagna, sono rimasti ville. soli con case grandi. Devono vendere, che devono fare? Saranno costretti a vendere molti, questo è il problema serio. Per cui insomma alla fine pagheranno quella nuova disciplina che non è più sul numero dei locali ma è sui metri quadrati della casa, è chiaro che saranno costretti a pagare un sacco di soldi. Voglio dire, questo è un problema che noi stiamo ponendo nelle nostre rivendicazioni, e nelle nostre rivendicazioni noi abbiamo messo in piedi, poi Sabrina parlerà anche di quella confederale, il giorno 20 tre grandi manifestazioni a livello nazionale, una a Milano, una a Roma, una a Bari, in cui abbiamo fra le altre rivendicazioni anche questa dell'IMU, in particolare questa storia che è sostanzialmente scandalosa, che è quella che l'anziano non autosufficiente ospite di una casa di riposo E a discrezione del sindaco dovrebbe pagare l'IMU sulla propria abitazione come fosse la seconda casa. Non è tollerabile, e questo è stato affidato ai comuni. Noi adesso stiamo facendo anche con i comuni una serie di incontri per riuscire in qualche maniera a cancellarla sta cosa. Certo, quindi ma il problema è comunque molto molto grosso, questo non è cosa da poco, perché poi lei giustamente rappresenta i pensionati, per cui in risposta al nostro telespettatore state organizzando qualche cosa. Il problema riguarda poi anche persone disoccupate che non hanno più il lavoro, e la previsione è un aumento vertiginoso di famiglie che sono ridotte a vivere di nulla. Come potranno pagare questo? Probabilmente dovranno andare a bussare alla porta dei nostri governanti e dire dateceli voi questi soldi, ma bussare così metaforicamente naturalmente. Voglio tornare sull'argomento, andiamo prima in pubblicità così dopo possiamo affrontarlo anche a pieno rispondendo anche ai nostri telespettatori. Prego. Allora, Sabrina Dorio, vediamo un po' di dare delle spiegazioni. Ripartiamo. Beh, innanzitutto prima Elena diceva andate a bussare a Roma, noi andremo a fare qualcosa di più che bussare. I pensionati anticipavano la loro manifestazione unitaria nazionale del 20 non unitaria nazionale, mi pare che sia interregionale. Mentre il giorno 16 sarà a Roma una manifestazione nazionale delle tre organizzazioni confederali, chiaramente con tutte le categorie, quindi CGIL, CISL e UIL, ed è la manifestazione che era programmata per il 2 di giugno, ma che non abbiamo fatto, abbiamo rinviato per le ragioni del terremoto che ci hanno chiaramente spinto a spostarla più avanti, visto che in quella settimana la situazione era piuttosto drammatica. E a questo proposito poi, se ci sarà l'opportunità, noi abbiamo anche attivato un conto corrente per la raccolta dei fondi per le popolazioni. Detto questo, il 16 noi saremo a Roma per bussare e fare qualcosa di più. La questione è che è fondamentale che il governo, sia a livello nazionale che a livello europeo, cambi rotta. Finora abbiamo visto politiche di non rigore, di estremo rigore, che stanno soffocando quelle che sono le possibilità di rialzarsi del Paese. Adolfo anticipava tutta la partita dei pensionati, della questione delle piccole e medie pensioni, quindi sotto soglia anche di sopravvivenza quasi, e lo sono certamente soprattutto di fronte alla elevata tassazione, ma anche all'elevato costo delle tariffe, tasse, tariffe, tributi locali stanno soffocando. Infatti, un attimo solo, vediamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Buongiorno, dove chiama? Buongiorno, sono Mario da Vicenza. Perfetto, signor Mario, ci dica. Allora, io volevo dire alla signora che quando la CISL era un sindacato serio, con la benzina a 2000 lire faceva un sciopero nazionale. Adesso è un anno in ritardo, la benzina è a 4000 lire e vogliamo difendere i diritti di chi non ha mai versato, perché agricoltori, commercianti e tutte le storie che sono a pensione sotto i 1000 lire, a parte pensione sociale, è perché non hanno mai versato niente. E vogliamo dargli aumenti, proviamo a non alzare i prezzi. Guarda che i vecchietti si arrangiano, loro riescono a vivere, basta che noi non gli alziamo i prezzi. Va bene, grazie del suo intervento. Grazie. Buongiorno. Cosa possiamo rispondere? La risposta è che proprio perché la CISL è un sindacato serio non fa sciopero in questo momento, e insieme alla CGIL e alla UIL nessuno sciopera, ma si va in piazza insieme in una manifestazione che sarà di sabato, proprio per non incidere sulle buste paga dei lavoratori. Ma perché attenzione, lo perché sciopero la differenza tra manifestare e scioperare vuol dire che
si cala la produttività delle imprese, contro cui noi non stiamo protestando, perché la protesta non è nei confronti dei datori di lavoro in questo caso, non è una sciopero per un contratto di lavoro, e quindi in questo modo metteremo a repentaglio la già bassa produttività delle imprese e taglieremo le buste paga dei lavoratori. Questa è la prima cosa da mettere in conto in un momento di grave crisi com'è. Però ha ragione la persona che ha telefonato. Quello che si dovrebbe fare oggi, ed è la politica che noi vogliamo mettere in campo sul livello nazionale ma anche sul livello locale per le politiche regionali e comunali, e insieme ai pensionati lo stiamo facendo unitariamente, è la partita della riduzione di quella che è la pressione sulle famiglie e che non può essere coperta da aumenti contrattuali. Cioè c'è chi dice rinnoviamo i contratti, ma rinnovare un contratto di anche 50 euro al mese laddove è possibile non conta nulla se l'aumento di gas, elettricità e di tutti i costi e dei prezzi che noi troviamo nelle attività. Oggi con l'aumento dell'IVA che a settembre, salvo modifiche del governo, aumenterà di un ulteriore 2% e quindi un aggravio dei costi sui consumatori, se non si interviene su questo, qualsiasi aumento contrattuale, qualsiasi incremento anche pensionistico, rivalutazione, viene annullato. A questo proposito va anche detto che il fatto di bloccare l'adeguamento delle pensioni, quelle superiori, no? A 3 volte il minimo, ha creato anche questo una grave penalizzazione per le pensioni basse, perché mentre le pensioni molto alte, prima citava quelle da 30.000 euro, ma ce ne sono anche da 40.000, e il problema è che sono quelle da 10.000 che ci stanno dentro, cioè dei dipendenti sono molte, pubblici, ma già chi prende 5-10.000 euro al mese di pensione, insomma, si può dire che può dare di più. E il fatto è che mentre chi ha il blocco della rivalutazione con pensioni da 1.400 euro lordi, stiamo parlando del fino a 1.400, ha una penalizzazione che si porterà avanti negli anni a seguire, perché è persa, ed è persa per sempre, anche qualora si ricomincia a fare la rivalutazione, mentre le pensioni alte, che avrebbero potuto dare molto di più e anche per più anni, non sono state toccate in modo consistente. Però questo per dire che a livello nazionale molti sono gli interventi che sono stati fatti, ma tutti di pressione, tutti di contenimento. È di questi giorni il ministro del welfare, il ministro Fornero, ha detto ancora che sul welfare bisogna tagliare, c'è troppa spesa. Cioè non si fa un ragionamento di se stiamo spendendo bene i soldi che abbiamo, pochi, si fa un ragionamento di andare a tagliare. No? Quindi mentre noi proponiamo, rispetto anche al decreto sull'ISE, che venga fatto un nuovo ISE uniforme nel territorio nazionale, equo veramente, dove i patrimoni, i grandi patrimoni, quindi patrimonio mobiliare e immobiliare, soldi, quattrini e anche immobili, vengano veramente messi all'interno e che venga data gradualità anche alla consistenza familiare. Noi oggi abbiamo un sistema ISE che è molto differenziato, molto iniquo nel territorio e che non tiene in considerazione la vera ricchezza delle persone e delle famiglie. Quindi ci troviamo a dare agevolazioni, esenzioni, anche ticket o agevolazioni a famiglie che non ne avrebbero diritto rispetto a pensionati da 500 euro al mese o stipendi molto bassi da 1.000-1.200 con una famiglia da mantenere. Ecco, c'è un sistema che è veramente iniquo, questo è il grande problema, e quindi quello che noi chiediamo al governo è di intervenire da una parte per recuperare la grande evasione fiscale che c'è. Si stanno facendo degli interventi, però noi non abbiamo bisogno di spot pubblicitari per far vedere che ci si muove, c'è bisogno di andare a recuperare l'evasione laddove è veramente poi consistente e in modo diffuso nel territorio. Ecco, chiedo anche lei, perché dopo questo discorso stanno venendo fuori i paradossi, lettere di accertamento fiscale di incongruità, la mia battuta sull'incongruità era proprio questa, che sono arrivate anche a pensionati che notoriamente sappiamo che in Italia il pensionato i soldini a volte si ritiene anche sotto il materasso, che hanno fatto degli acquisti, degli investimenti proprio per il figlio, magari della casa, magari della macchina, l'hanno comprata per il figlio, perché sono sempre queste cose, sono loro che poi lo hanno potuto fare, e si sono trovati a casa le lettere, sono 15.000 circa di accertamento, in cui devono giustificare, non si capisce come, perché nel momento in cui questi soldi, molti 300.000 in Italia. Sì, 300.000 sono nel Veneto, quindi comunque impressionante, acquisti fatti magari con soldini che avevano messo da parte e tenuti a casa. Allora io dico, anche questa è una cosa assurda, incongruità da parte di privati cittadini che hanno delle pensioni magari da dipendente pubblico, eccetera, da insegnanti o quant'altro, per acquisti fatti a favore di propri cari, e con questi abbiamo avuto moltissime segnalazioni, ma è una cosa logica, cioè forse bisogna agire in modo molto pesante nei confronti di questi provvedimenti. Come scuotere però il governo che sembra vivere su Marte? Ecco, esattamente, vive su Marte, ma soprattutto persiste questa abitudine tutta italiana di sparare nel mucchio.
Perché è facile, perché È ovviamente molto non richiede più grandi facile, capacità cioè, intellettive. il discorso dei tagli orizzontali, no, Eh. e quindi rispetto a questo bisogna pretendere che su queste questioni si vada nel merito delle cose, perché mettere i pensionati con le pensioni che hanno in queste condizioni, senza contare gli aspetti psicologici, le paure, voglio dire, che vengono avanti, è sostanzialmente la dimostrazione della incapacità delle istituzioni di vedere le cose come dovrebbero essere viste, attraverso meccanismi che vadano a colpire chi è da colpire, perché sparare al mucchio è troppo facile. Rispetto a questa questione del fisco, che è all'interno della nostra piattaforma come pensionati, ma anche della piattaforma confederale, quindi è uno degli aspetti che interessa le due manifestazioni, quella del 16 e quelle del 20, noi come pensionati sul territorio, perché parlavo prima di vertenza aperta e compagnia bella, ma la vertenza dei pensionati non è una vertenza solo nazionale o regionale, noi l'abbiamo portata sul territorio. Adesso stiamo facendo assemblee in quasi tutti i paesi, nei quali con i nostri pensionati cominciamo ad andare a vedere come sono le situazioni locali, perché altrimenti non ne usciamo. Cioè, la questione del fisco, che oggi è consegnata soprattutto alle verifiche dei comuni, oggi è bene che tutti lo sappiano, se un comune riesce a recuperare evasione fiscale, sa che il 100% di quella somma che lui riesce a recuperare resta nel comune, quindi recupera risorse per il comune. Le difficoltà che noi abbiamo è che, siccome i comuni devono fare le segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, le difficoltà che noi notiamo è che i comuni non lo fanno. Padova, 104 comuni, 20 segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, quindi 20 comuni che hanno sentito il bisogno di farlo. Gli altri cosa fanno? Certo. Un attimo solo, c'è un'altra telefonata in attesa. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Roberto di Padova. Prego. Saluto a lei e i due simpaticissimi ospiti. Io mi rivolgo al signore, all'anziano. Segretario, sei segretario dell'FNP CISL. Sì, se me lo inquadrate. E io volevo fargli una domanda. Premetto che mi è molto simpatico e condivido molto quello che sta dicendo. E gli faccio una domanda abbastanza secca, chiara, e gradirei una risposta abbastanza sintetica. Il signore sa che tutti noi nel territorio nazionale la Costituzione ha un articolo che prevede il diritto alla salute, lo sa lui? L'articolo 32. Certo. Il 32. Il diritto alla salute, lo sapeva? È il 32, ha detto. L'articolo 32. Esatto, perfetto. Secondo lei, una persona per bene come lei, e non ho dubbi di dubitare, lei pensa che se lei abitasse in Germania, a Monaco di Baviera, lei sarebbe ridotto senza denti? Lei lo sa che a Monaco di Baviera, nelle scuole dove fanno la protesica, non i laureati, proprio i ragazzi, danno materiali non di recupero, ma materiali scelti proprio per fare una protesica sociale, punto primo. A parte che lì nelle scuole fanno prevenzione odontoiatrica e hanno neanche un quarto dei problemi che abbiamo qui in Italia, perché qui la prevenzione la fanno scherzando con 4 ciaccole, l'ANDI, l'Associazione Nazionale Dentisti, e poi vediamo le tabelle fuori dagli studi, certo, sì. aperto la tal ora. Mi lasci ultimare. Sì, dica. In una situazione del genere, con un anziano messo in quelle condizioni, noi abbiamo il lusso ancora di 28 posti a numero chiuso a Padova, e praticamente chi diventa dentista è ricco, e i ragazzi che vogliono accedere forse, domando io, gli chiedono anche una tangente, perché il vantaggio di pochi a svantaggio di un'intera collettività, e chiaramente parlando dell'argomento sciorinano ciaccole su ciaccole, pro domo privilegio, cioè è una cosa vergognosa. Il signore dovrebbe andare in ospedale, al reparto di odontoiatria, dove il primario ha una proprietà che Saddam Hussein fa ridere in confronto, però è ricco di famiglia,
però senz'altro gli argomenterebbe che è bravo, che ha studiato, che ha i meriti e questo e quant'altro, vada in centro di odontoiatria in via Venezia e dica: io sono un italiano, ho pagato le tasse e se sono in un paese civile la Costituzione mi tutela. Non sarà che vada in ospedale, dovrebbe andare al non so se mi ha governo, capito. va bene. Io le faccio tutti i più grandi auguri, perché saremo anche stanchi di vedere questa inciviltà. Va bene, grazie Sappia molte che della sua osservazione. ha tutta la mia Allora, simpatia. grazie molte, prego. Allora, rispetto a questa questione che riguarda la salute degli anziani, credo che il signore per certi aspetti abbia ragione. Per quel che riguarda il mio caso, io sono un caso particolare. Vabbè, ma non vogliamo entrare, lui forse vuole prendere come esempio di situazione. Non è nel senso che ho qualche problema di più, insomma, ecco, per essere chiari. E quindi rispetto a questo, ma il problema della salute degli anziani è un problema serio e che non riguarda solo il problema odontoiatrico, riguarda una serie di problemi che colpiscono l'anziano. Questo è uno di quelli. Questo è uno di quelli, uno dei tanti. Ma il problema vero è che oggi su questo il piano sociosanitario regionale dovrebbe diventare uno strumento che ci aiuta, anche se abbiamo qualche perplessità, ma per essere estremamente chiari, il problema che noi abbiamo oggi per quel che riguarda la sanità e quindi la salute della popolazione, in particolare la salute degli anziani, riguarda come noi strutturiamo la sanità del futuro. Se è vero come è vero che ormai le statistiche ci dicono che il futuro sarà fatto dal 30%, oggi siamo già al 21% in Veneto, di ultra 65 anni, avremo un aumento notevole degli ultra ottantenni e degli ultra novantenni. Significa che avremo in futuro una società di anziani, con patologie che sono proprie degli anziani. Sappiamo ormai... Mi stanno togliendo i posti letto. Sappiamo però statisticamente, e qua bisognerà riflettere, che le patologie cosiddette acute sono diminuite drasticamente e quindi rispetto a questo bisognerà cominciare ad orientare la sanità verso un futuro che è quello che dicevo prima, cioè il problema delle patologie cronico-degenerative, che poi sfociano quasi sempre in situazioni di non autosufficienza, è un problema che le autorità, le istituzioni devono porsi. Ma non se lo sono poste. Sembra che vivono da un'altra parte, voglio dire, i prossimi 20 anni saranno questi i problemi. Il problema è che chi prende queste decisioni a vari livelli ha disponibilità economica, il problema non se lo pone finché non incappa nella situazione, non avendo i soldini per affrontarla, è quello il discorso, perché è facile ragionare quando si ha la pancia piena. Allora, andiamo in pubblicità, poi torniamo ancora su questi argomenti. Eccoci qua. Allora, abbiamo una telefonata in attesa. Pronto? Buongiorno, a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Parla Piero da Zero. Vuoi chiedere ai suoi ospiti? Parliamo. No, chiedo dalla regia di alzare il volume perché proprio noi non sentiamo niente in studio. Volevo chiedere ai suoi due ospiti una risposta sull'IMU. Sì, provi a dire rapidamente. Ora, in caso di IMU, usufrutto. Sì. Gli usufruttuari non abitano in quella casa, chi paga l'IMU? L'usufruttuario, il titolare del diritto reale di usufrutto. Va bene, paga. Se lui non abita in quella casa perché l'ha data il figlio. Paga lo stesso, paga lui come ma usufruttuario. Ma paga quota intera o abbattimenti o agevolazioni? No, in quota intera. Quota intera, allora, paga come seconda casa, quota intera. Anche se, paga come seconda casa. Se ad esempio un anziano ha dato la casa con l'usufrutto al figlio, lui in affitto in un'altra parte, paga intero. Paga intero. Sicché invece se tieni i capitali una volta, sicché adesso i capitali, case e compagnia via, bisogna subito i fioi. Intestato come prima casa, certo. No, perché se mi godi in casa e io torno un appartamento in piccolo in affitto, mi tocca pagare l'IMU su una casa come seconda casa. Certo. Ma sai che seconda casa che si paga anche 700-800 euro, 1000 euro? Lo so, questa è stata una modifica legislativa, il problema è che il cambio di intestazione di proprietà ha dei costi, lei si rivolge al notaio, dei costi abbastanza onerosi, bisogna vedere vantaggi e benefici, che cosa conviene fare effettivamente. No, ma appunto ma conviene fare. Ma comunque guardi, le dico una cosa, questa è la risposta immediata secca, ne parliamo ancora insieme, adesso diamo una risposta. No, scusi signora, ora qua mi fa tutto il contrario che una volta invece tieni la roba
finché morì, che morì si sceglie che dà. Qua adesso più vaga, prima, dopo i scegli ora mangiarsi e dopo ti si ancora senza lo so, questo è il nostro governo. Ma Grazie della sua guarda, telefonata, grazie, siamo rovinato. proprio in chiusura, grazie molto, bisogna essere contenti così. Prego Berti. Sì. Contenti per modo di dire, perché credo che, è tutta da ridere sta roba. Credo che Elena abbia dato la risposta a questo ascoltatore abbastanza secca, ma anche, voglio dire, esatta. L'IMU sappiamo quello che è, insomma, non lo tolleriamo nessuno, però c'è e quindi bisognerà in qualche maniera affrontare la questione, come sindacato la stiamo affrontando con le nostre manifestazioni. Tra l'altro una delle cose che come pensionati chiediamo l'abolizione, quindi voglio dire... Figurati, ma Monti ha detto che lui il rigore estremo non si muove da quello che ha per fatto, dire, per insomma, cui che non... mettiamocela via che... Ma io volevo però tornare un po' sui discorsi che facevo prima. Noi stiamo proprio sul territorio del Veneto, di tutto il Veneto, facendo un battage di assemblee che dovrebbero sensibilizzare la nostra gente, ma anche convincerla che oggi il recupero anche di capacità di possibilità di aumentare la capacità di acquisto delle nostre pensioni non passa più attraverso il nazionale, perché è inutile che ci giriamo attorno. Voglio dire, la rivalutazione delle pensioni per qualche anno secondo me non sarà possibile, o meglio non ce la daranno, ma abbiamo questa possibilità di cominciare a livello locale e a livello regionale a tentare di recuperare attraverso una serie di cose che riguardano, parlavo prima dell'evasione fiscale. I comuni oggi, sappiamo tutti, hanno poche risorse, hanno questa possibilità di recupero, lo facciano, e se non lo fanno noi gli porteremo la nostra gente e i cittadini sotto le finestre del comune, perché non è giusto che ci sia, perché l'evasione fiscale c'è. Certo, sì. E c'è anche nei nostri comuni, e quindi hanno l'obbligo perché diventa un obbligo non solo morale, diventa ancora un obbligo di tipo civile ma anche giuridico, di andare a recuperare questa cosa, perché è un loro sacrosanto dovere, è un loro dovere imperativo di recuperare queste cose. E questo significa che recuperare risorse per andare a portare risorse in una situazione che è tragicamente peggiorata, in particolare per quel che riguarda gli anziani non autosufficienti, che io vorrei proprio sentire dai sindaci, che a volte gli si chiede quanti anziani non autosufficienti hai nel tuo comune e non ce lo sanno dire. Certo. Per dire, insomma, che bisogna cominciare ad occuparsi di questa cosa. La non autosufficienza sarà il nostro cavallo di battaglia sia a livello regionale che nazionale. Questo è importante. Un'altra telefonata, pronto? Buonasera, buongiorno anzi. Buongiorno, da dove chiama? Da provincia di Padova, parla Prego. Mario. Signorina, scusi, io vorrei due cose da chiedere. L'anno scorso il Bersani chiedeva andiamo alle elezioni, sondaggi, Bersani vinceva. Cioè i DS, i comunisti, i PS, i hanno cambiato 40 volte il nome perché si vergognano di essere Partito Comunista Italiano. E così ha fatto anche poi Monti. Ha inventato l'IMU. Perché? Per non fare buona pubblicità a Berlusconi, che ha levato il 55% di ICI. Se lui la chiamava ancora ICI, faceva propaganda, come si dice, positiva per Berlusconi, allora cambiamo, ha detto così, vinciamo IMU, ma è sempre l'ICI, è sempre una tassa. Ma perché i politici si vergognano della loro identità? Tutti, dal primo all'ultimo, perché anche il signor Berlusconi, che io lo voto e tifo per lui, anche lui adesso vuole cambiare il nome. Ma era Forza Italia, continua con Forza Italia, noi vogliamo Forza Italia, noi di Forza Italia. E questo è il discorso. Perché si deve vergognare del loro passato? Certo, chiarissimo. Passiamo subito la parola alla nostra ospite, così le può dare una risposta. Grazie del suo intervento. Prego. Sì, va chiarito che se fa il tifo per Berlusconi sarà anche contento di sapere che l'IMU è stata istituita dal governo Berlusconi, non da Monti. Monti l'ha applicata in maniera un po' difforme da quelle che erano le previsioni, mettendoci un po' la mano pesante. Però l'IMU
fa parte della partita del federalismo ed è prevista da uno dei decreti del federalismo fiscale. In questo senso avrebbe dovuto però essere una tassa, al di là del prima abitazione e non prima abitazione, del nostro pensiero, doveva però essere una tassa che andava totalmente in tasca ai comuni. È stata trasformata invece in una tassa che le persone pensano di pagare ai comuni, ma invece c'è una cospicua parte che va a livello nazionale. E quindi esattamente, ma una parte anche sulla prima. Quindi la questione è che, tra l'altro, rispetto a quello che veniva detto anche prima, io starei attenta a campagne di protesta in termini di evasione, perché poi le sanzioni le pagano le persone che non pagano per tempo l'IMU. E cioè, da una parte noi stiamo facendo la battaglia perché l'IMU per la prima casa ed unica casa della famiglia, perché c'è chi intestando una casa per ogni abitante, per ogni componente, cerca di piazzarsi per non pagare le tasse in varie formule, quindi sappiamo che le furberie ci sono anche sui patrimoni immobiliari nelle famiglie, però quando si parla di casa di abitazione, di casa principale unica di abitazione e della famiglia, noi nelle nostre richieste mettiamo che venga abolita l'IMU, perché in questo modo si vanno ad aiutare veramente le famiglie con monocomponenti, magari di pensionati, magari monoreddito e che hanno magari anche in situazione di disoccupazione in questa gravissima crisi e che quindi devono essere aiutate prioritariamente. Invece se io ascolto quell'input che qualche politico, io dico sprovveduto, dà alle persone per fare populismo e protesta e dice non pagate l'IMU, pagatela dopo quando è scaduto il termine, così tutti i soldi vanno al comune perché fa recupero fiscale del 100%, quindi i soldi restano al comune, attenzione, questa è una pessima propaganda perché mette nella peste chi l'IMU non la paga, perché dopo si trova a pagare anche le sanzioni. Perfetto, siamo arrivati al termine. Una battuta solo perché il 16 c'è una manifestazione, bisogna ricordarlo, Berti. Il 16 c'è una manifestazione che riguarda tutti, nel senso che riguarda i lavoratori, riguarda i pensionati, con delle richieste importanti al governo che riguardano il lavoro, riguardano la crescita, riguardano le pensioni, riguardano il fisco. I pensionati invece fanno 3 manifestazioni, come dicevo prima, una a Milano, una a Roma e una a Bari il giorno 20, e la cosa che noi chiediamo in maniera principale è riduzione delle tasse sulle pensioni, e quindi recupero da questo punto di vista e non autosufficienza. E sulla non autosufficienza, quindi sia l'IMU ci rientra in pieno, tutte le altre tasse e non autosufficienza. E il discorso forse dell'IVA di non portarlo al 23% potrebbe essere anche importante, perché altrimenti quando uno va a fare la spesa da settembre in poi si trova questo aumento, voglio vedere che cosa riesce a comprare, e poi il governo non si lamenti che il nostro PIL crolla e precipita verso il basso, le spese si contraggono e non ottiene soldi dalle tasse, perché poi ovviamente l'IVA se non spendi non la paghi e di conseguenza l'IRPEF cala anche questa. Problemi tutti aperti, noi ci ritroveremo naturalmente nella nostra pagina dell'FNP CISL a riaffrontarli prestissimo. Naturalmente voi, se volete rivedere le nostre puntate, visitate il sito internet www.gruppotv7.com oppure scrivete i numeri in sovraimpressione per avere le informazioni o per dare anche dei suggerimenti al sindacato dell'FNP CISL. Grazie ancora, arrivederci, noi ci ritroviamo domani alle 12:40.